più che in qualsiasi altro centro della laguna veneta, compresa la stessa Venezia, è a Chioggia che sembra essersi rifugiata la vitalità e anche la fierezza e persino il colore dei tempi gloriosi della Repubblica. Non per nulla il nome di Chioggia è legato a quello di grandissimi capitani, da Vittor Pisani, che qui sconfisse definitivamente la flotta dell'antica rivale Genova, a Giuseppe Garibaldi, che da alcuni marinai chioggiotti fu salvato durante il tentativo di raggiungere Venezia. Ora la potenza della Repubblica Veneta è soltanto un ricordo, ma qui a Chioggia, soprattutto nel materiale umano, sembra ancora una cosa viva. I pescatori chioggiotti conservano ancora il vecchio stampo. Il fatto che l'Adriatico sia rimasto un po' appartato dalle grandi vie degli imperi moderni non ha infiacchito l'orgoglio di questi uomini. Per essi l'Adriatico è ancora il mare più bello e più degno del mondo. Nella luce così densa di Chioggia, tutto acquista rilievo e colore. Questa fauna marina ha la vitalità delle più ricche nature morte veneziane e fiamminghe. Quando, a stormi, le barche a vela ritornano dalla pesca e a due imboccano la laguna e il porto di Chioggia, e anche quando vi sostano tra una spedizione di pesca e l'altra, non le direste adibite ad un lavoro utilitario. Sembrano unità di antiche flotte, colorite e fantasiose come le navi che portavano lontano la forza e il comando di Venezia. E anche gli squeri, i cantieri dell'artigianato peschereccio, fanno pensare alle fucine dove un tempo si costruiva la potenza delle repubbliche marinare. Tutto è rimasto tale e quale, e la stessa tecnica rude e semplice di costruzione evoca vivacemente quei tempi ardimentosi e fortissimi. Le immagini sante sulla prua dei barconi sono spesso nel gusto e nella fattura immagini bizantine. Questo vecchio prete, chissà quante barche e barconi avrà benedetto nel suo lungo sacerdozio. I preti di Chioggia non finiscono mai di benedire barche pronte per il varo, barche e uomini che si accingono a prendere il mare. I colori di Chioggia, uniti alla sua luce e alle sue prospettive, hanno sempre attratto qui pittori da tutte le parti del mondo. La piazza vescovile, con la Madonna settecentesca, è uno degli angoli preferiti dagli artisti.
Se non sono celebri come quelle di Burano, anche le ricamatrici di Chioggia conoscono tuttavia il fatto loro e il loro mestiere. Anche questo quadretto di monelli che attorniano la venditrice di zucche cotte ha l'animazione e il robusto colore di una pittura fiamminga. Qui a Chioggia si capisce davvero quanta importanza hanno avuto il colore e la luce della laguna veneta nella storia dell'arte. Non c'è nulla di più lieto e di più arioso di una fila di vele chioggiotte. Anche i luoghi più deserti e appartati, anche le operazioni più comuni come questo scarico di bovini, diventano materia di pittura in quest'area che dà rilievo a tutto. Ma Chioggia non ha soltanto i colori intensi delle sue barche o di questa giostra infantile. Chioggia ha anche in serbo, durante certe ore, specialmente quelle di certi tramonti, colori vaghi e teneri, i colori del canaletto.